Io dell'acqua non ho mai avuto paura. Poi l'acqua unisce, non divide. Mi chiamo Mimmo Vanto e sono maestro d'ascia. Ho cominciato in cantiere con mio papà, che era già costruttore di imbarcazioni da pesca giù in Calabria, e la cosa si è tramandata. Il maestro d'ascia è quella persona, quella figura che dal momento che imposti l'imbarcazione, giorno per giorno che la vedi crescere, dai sempre un qualcosa anche di tuo. Qualche volta, anzi, si fa l'opera e dopo si porta a compimento i vari disegni per l'atto burocratico. Ma questo avviene dopo diversi anni anche di esperienza. Già quando vai a vedere un tronco capisci a che cosa lo devi destinare. Sono barche più panciute che hanno delle rotondità, quindi devi andare a trovare il tronco che ti permette, quando tagli per vena, di non avere rotture. Il momento che mi piace di più è quando incominci la barca ad avere con tutta l'ossatura, perché vedi che la barca proprio già ha preso la sua forma. Tu devi fare altro che poi rivestirla col fasciame. Quando la barca arriva a questo stato, si incominciano a prendere dei rilievi di lunghezza, larghezza, altezza di costruzione. Si cominciano a riportare anche quelli che sono gli spessori, la distanza tra le ordinate, gli intervalli, tutte le altezze, tutto quello che serve per un discorso anche di stabilità preventiva dell'imbarcazione, cioè di quanti passeggeri può anche trasportare una volta finita. Il legno, da quando si è su questo pianeta, è stato sempre un materiale nobile. È un materiale nobile perché ti permette anche la vita. Una barca in legno tu la puoi anche riciclare o smaltire senza avere quell'impatto che può avere una costruzione in vetroresina o altri derivati. Tu navighi e hai quel piacere anche di navigare in barca, che non senti tanto le sollecitazioni quando il mare è un pochettino più formato, lo sbalzo anche termico. La barca in legno hai anche quel discorso di caldo-freddo che riesci anche a temperare. Devo dire, sul lato anche paesaggistico, il fiume Stella, come il Lemene, qualche volta che facciamo il percorso per portare giù qualche barca vedi la natura, che è una cosa fantastica, cioè vedi tutta quella vita, le anatre, tutta una serie di fauna, e capisci che da lì effettivamente quest'acqua è vita. Se tu come persona la rispetti, è chiaro che ti dà sempre qualcosa. Se tu come persona la rispetti, è chiaro che ti dà sempre qualcosa.